L'omaggio alla categoria Pulcini del Čekićak, ma adesso bisogna fare sul serio. È la seconda giornata di questa Serie C1, si affrontano due grandi scese, ovvero il Čekićak e il Sestu Sardinia Futsal. Adesso però ci siamo per incominciare, il fischio è arrivato, comincia a giocare il Čekićak. Aquilina male questa volta, non è andato da Marini, una palla un po' così, Spiga in avanti per Venuti. Marini col sinistro, ancora lui per la terza volta, anche perché poi l'ha vista all'ultimo, non era scontato trattenerla lì. Farci davanti a sé, Diedere, Farci va in proprio, gran giocata per Diedere e poi Farci, salvataggio alla fine del gol di Pilloni, doppio salvataggio del Sesto, vai avanti il Čekićak, ha segnato Nicolas Pilloni. Da un po' tira l'altro con Spiga, possesso regalato questo al Čeki. Medda con il lob che non trova Pilloni, Arghig, Aramu, finta e mette tutto sull'1-1. Aramu, terzo gol in campionato. Il recupero veloce di Arghig che poi l'ha giocata con i tempi giusti e Aramu non ha lasciato scampo a Spiga. 1-1. Preferisce andare ancora dal suo 10. Aramu, finta con la suola, poi non c'è più spazio per tirare, riesce a giocarla per Versace in mezzo, Carta la tocca e mette dentro, è in vantaggio il Sesto. Sul tabellone c'è scritto 6 minuti e 14 secondi, ancora da giocare. Ed è rientrato Farci, anche stato molto bene prima, mentre Marini sorprende Valdez, 2-2, ci pensa il capitano a rimettere tutto a posto, la palla che è passata, se ho visto bene, sotto le gambe della barriera e poi qua tutti vogliono il fallo, ma Ramaldi ha preso prima la palla. Arghig, Aramu, autogol di Farci e il Sesto passa in vantaggio nel finale di primo tempo. La sfortuna per uno dei migliori fino a qui del Čekićak. Occhio anche a Aquilina, si muove Diederen e Aquilina il servito per fare 3-3, cuore verso i tifosi, dedica speciale a qualcuno, poi il 5 a Spiga, è andato a segno lo schema del Čekićak che meritatamente trova il gol del 3-3. Arghig cerca l'attimo per scappare via, da due addosso, allora è obbligato a cercare compagno. Piredu passa Carta in qualche modo, Carta di nuovo avanti il Sesto, ha vinto il rimpallo e poi ha gelato Spiga, è riuscita anche a toccarla ma non a deviarla. Passa Carta in qualche modo, Carta, Pilloni col destro, subito 4-4, doppietta di Pilloni, questo è un gran gol. Proprio Versace la mette giù con la sola e passa. Arghig, occhio 1 contro 1 adesso col destro, gran gol di Arghig per il 5-4 del Sesto. Palla per Arghig di nuovo, stavolta Marini di fronte. Arghig passa sul rimpallo, ancora finta, sinistro e schiena di Spiga, credo che sia autogol. 6-4 Sesto più 2 adesso. Forte gol, la tripletta di Arghig, sorpreso sul suo palo Spiga, incredibile. Palla lisciata però dall'olandese. Arghig, lui invece può andare per il poker. Arghig, ci sono due squadre in campo che hanno fatto 4-4 e poi c'è lui, Abdullah Aziz Arghig, ne ha fatti 4 e il Sesto è avanti 8-4. Una dichiarazione di forza al campionato di Serie C1 dagli uomini di Perra che si impongono.